Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Eccomi al numero 81. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. 28 gennaio celebriamo l'Eucaristia nelle memorie liturgiche di San Tommaso d'Aquino, presbitero e dottore della Chiesa. Nacque a Roccasecca presso Aquino, Frosinone, nel 1224-1225. Dopo una prima formazione nel monastero di Monte Cassino, divenne discepolo di Sant'Alberto Magno. Entrato nell'ordine dei frati predicatori, i domenicani, fu maestro innovatore prima a Parigi, poi a Roma e poi a Napoli, formulando un originale metodo teologico fondato sull'alleanza tra fede e ragione. Celebre tra le sue molteplici opere la Summa Theologiae, presentazione sistematica e geniale della dottrina teologica tradizionale. Determinante fu il suo influsso sul pensiero filosofico e teologico dei secoli successivi. Morì a Fossanova, Latina, il 7 marzo 1274. Il 28 gennaio è il giorno della traslazione delle sue spoglie nel convento dei Domenicani di Tolosa, in Francia, avvenuta nel 1369. Per intercessione di San Tommaso d'Aquino invochiamo la misericordia di Dio sulla nostra vita affinché possiamo celebrare degnamente questi santi misteri. Signore, Tu sei via che conduce al Padre.
Kyrie eleison. Cristo, tu sei verità. Christe eleison. Signore, tu sei vita che dona gioia. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai reso grande San Tommaso d'Aquino per la ricerca della santità di vita e la passione per la sacra dottrina, donaci di comprendere i tuoi insegnamenti e di imitare i suoi esempi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la legge, poiché possiede soltanto un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha mai il potere di condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici sempre uguali che si continuano a offrire di anno in anno coloro che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che gli offerenti, purificati una volta per tutte, non avrebbero più alcuna coscienza dei peccati. Invece in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. È impossibile infatti che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato». Allora ho detto: «Ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge», soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo sacrificio per costruire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Parola di Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra.
Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Qual è il sacrificio gradito a Dio? Qual è l'unico sacrificio che noi possiamo fare gradito a Dio? Ce l'ha detto Lui attraverso l'annuncio della parola oggi. L'unico sacrificio gradito a Dio da parte nostra è esclusivamente questo: fare la volontà di Dio. Sull'esempio di Gesù, questo è gradito a Dio. Di tutti gli altri sacrifici Dio non se ne fa nulla, non gli interessa. L'unico che interessa sacrificio è che noi nella nostra vita cerchiamo di operare secondo la sua volontà. Pensiamoci bene. A che serve ad un cristiano fare 1000 penitenze se poi non ha nel suo cuore la capacità di perdonare il fratello? A che serve fare 1000 sacrifici se poi non si è disposti, sull'esempio di Gesù, ad accogliere il fratello che ti passa accanto, qualsiasi esso sia? Non semplicemente quello che piace a te, ma anche quello che non ti piace. Che senso ha fare tante penitenze e tanti sacrifici, digiuni, veglie, se poi non sono disposto ad essere misericordioso con gli altri come Dio è misericordioso con me?
Ecco, dice l'autore della lettera agli Ebrei parlando di Gesù, ecco, il Figlio di Dio è venuto per fare la volontà del Padre. Vengo per fare, o Dio, la tua volontà. E anche noi, che siamo cristiani, sorretti dalla potenza dello Spirito di Dio, con Gesù, in Gesù e per Gesù, possiamo dire, ecco Signore, io vengo, io sono, ci sono per fare la tua volontà. È quello che chiediamo sempre nel Padre nostro, che lo diciamo più volte al giorno. Sia fatta la tua volontà. Chi è che la deve fare? Gli altri? Sono io che sto dicendo il Padre nostro e che voglio vivere la mia vita come figlio di Dio, sull'esempio di Gesù. Perché chi è il figlio secondo la parola di Dio? Il figlio è colui che certamente è generato dal Padre, ma è colui anche che guarda il Padre come riferimento per la propria vita, impara dal Padre a vivere la propria vita. Gesù è stato generato dal Padre, ma ha guardato continuamente al Padre per fare nella sua vita la volontà del Padre, fino in fondo, fino al dono della sua vita per ciascuno di noi. E allora anche noi, per la potenza dello Spirito, possiamo vivere da figli di Dio la nostra vita. Lo siamo perché siamo stati generati da Dio attraverso il battesimo, ma lo viviamo il nostro essere figli se, guardando al Padre, sull'esempio di Gesù, cerchiamo di vivere facendo la sua volontà. E come facciamo a capire qual è la volontà di Dio nella nostra vita per vivere da figli? Non c'è altra strada che metterci in ascolto della sua parola, perché lì, nella sua parola, il Signore ci manifesta quello che Lui desidera, la sua volontà sulla nostra vita. Questa è stata la missione e la passione di San Tommaso d'Aquino. Tutto a partire dalla parola di Dio. Ha cercato di capire la volontà di Dio studiando la sua parola e cercando di sistemare in maniera logica tutto ciò che di Dio e su Dio si poteva dire e capire. Era soprannominato il bue muto. Bue perché era grosso come un bue. Grosso non perché mangiava o beveva, ma perché era malato di idropisia, come il nostro Sant'Antonio, che viene sempre raffigurato smilzo, perfetto giovane, ma in realtà era un frate grosso, idropico, pieno di acqua, la malattia del secolo, del tempo di Tommaso d'Aquino. Muto, perché muto? Perché continuava a contemplare la parola di Dio, continuava a studiare la parola di Dio, continuava a pregare sulla parola di Dio e continuava a meditare sulla parola di Dio. E lui diceva, per quanto io possa dire di Dio, di fronte al suo mistero, l'atteggiamento migliore è quello di rimanere in silenzio. Silenzio contemplativo, silenzio mistico, lasciare che il mistero riempia la vita e di sapienza la mia esistenza. Che veramente San Tommaso d'Aquino ci guidi lungo i sentieri della nostra vita, ci accompagni nella comprensione della parola di Dio affinché possiamo fare sempre la sua volontà.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra del lavoro dell'uomo, li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna. Sorelle, fratelli, pregate, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sia a te gradito, o Dio, il sacrificio che ora ti offriamo con gioia nelle memorie di San Tommaso d'Aquino, che ci ha insegnato ad offrirti tutta la nostra vita in un unico canto di lode. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa veramente buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo Signore nostro volle la sua Chiesa sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo San Tommaso d'Aquino e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandoci volontariamente la passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre,
il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Annalisa, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Tommaso, i Santi Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo e dall'esempio di santità di San Tommaso d'Aquino, ci rivolgiamo al Padre, desiderosi di vivere da figli la nostra vita secondo la sua volontà. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare il nostro peccato, ma guarda la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. L'agnello di Dio lo si proclama quando il sacerdote spezza il corpo di Cristo, non prima. Allora, allo spezzare del pane diciamo: Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati noi anche oggi invitati alla cena dell'agnello. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Hai dato un cibo a noi, Signore, al numero 70. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti di Cristo, pane vivo, nella memoria di San Tommaso d'Aquino, formaci alla scuola del Vangelo perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. San Leopoldo, il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, per l'intercessione di San Tommaso d'Aquino e di San Leopoldo Mandic, su di voi, sulle vostre famiglie, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate sempre l'amore di Dio con la vostra vita
Andate in pace. Giovane donna, attesa un desiderio d'amore il Dio umano è qui vicino a me, silenzio, annuncio di novità. Nuova casa o la sua ristrutturazione a volte sembra impossibile, a volte spaventa. Noi di Callegaro Costruzioni capiamo le tue necessità e le tue aspettative e prenderai col nostro aiuto le decisioni migliori. Callegaro Costruzioni, una mano all'ambiente, una al sogno di una vita. Non ti hanno rinnovato la patente? Nessun problema. Abbiamo la soluzione che fa per te. Freedom Evo è lo scooter cabinato 100% elettrico che si guida senza patente né patentino. Lo guidi anche nelle piste ciclabili e nei centri storici. Freedom Evo è super accessoriato e ti permette di viaggiare protetto dalle intemperie, dal freddo e dal sole. Basta rimanere chiusi in casa. Freedom Evo è disponibile in tanti bellissimi colori. Vi aspettiamo da Carraro Automobili, nei 2 punti vendita di Borgoricco e Marola di Torri di Quartesolo. Visita www.carraraautomobili.it. Amici, ben ritrovati da Giuseppe De Vettis. Nuova perturbazione, ma tenderà quasi completamente a saltare l'Emilia Romagna. Qualche pioggia tuttavia è nevicata oltre 1200-1300 metri sull'Appennino, qualche pioggia al mattino verso il Piacentino, ma poi guardate, le piogge tenderanno a concentrarsi a nord del Po in mattinata e nel pomeriggio. Nel pomeriggio, vedete, sull'Emilia Romagna sole, venti in rinforzo, forti sui rilievi sia appenninici che alpini, da sud. Ecco perché poi questo vento spazzerà via le nuvole sull'Emilia Romagna e può seguire anche sul Veneto e rimarrà un po' di nuvolosità sull'arco alpino. Neve sull'arco alpino già dalla mattinata e piogge anche battenti al mattino tra il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dicevo, neve oltre i 900.000 metri. Temperature massime in ripresa sui settori di pianura, massime che potranno superare, un miracolo praticamente, superare i 10 gradi, quindi 11, 12, 13 gradi.